Quando porti un cliente a vedere una casa è un momento magico, ci vuole la conoscenza dell'immobile, anche da un punto di vista tecnico naturalmente, però l'empatia e la tua personalità lo devono coinvolgere. Ciao Lucia, Ciao Sonia. facciamo un salto indietro nel tempo. Come ti sei avvicinata al mondo immobiliare? Ho iniziato vendendo spazi pubblicitari per importanti settimanali. È stato il momento in cui mi sono interfacciata, diciamo, per la prima volta con le agenzie immobiliari. Mi sono molto incuriosita effettivamente del lavoro. Io amo molto la casa. La casa per me è il luogo dove si racchiude, no? Gli affetti, la famiglia, i ricordi. Quindi diciamo l'unione tra il contatto con la gente e forse l'amore proprio per la casa è quello che sono riuscita a trasmettere e che trasmetto ai miei clienti. Se dovessi definire il tuo lavoro in una parola, quale sarebbe e perché? Sensibilità. Sensibilità nel capire l'esigenza del cliente e nel cogliere quella sfumatura per poterlo ovviamente accontentare. Mi viene in mente un episodio che è successo tra i tanti. Mi ricordo di questa coppia di ragazzi che è arrivata naturalmente nel mio ufficio perché cercava casa e mi ricordo esattamente il giorno in cui li ho portati a vedere una abbinata proprio qua vicino al mio ufficio. Ecco, io ho visto il volto della ragazza illuminarsi quando si è affacciata da questo grande finestrone che dava sul verde. Mi è piaciuto vedere la sua espressione e ho capito che avevo colto nel segno.